Oggi, 18 maggio, è la giornata internazionale del museo. Pensate, io non ero a conoscenza di questa iniziativa, che tra l'altro reputo un'iniziativa veramente importante, perché l'obiettivo è quello di valorizzare la funzione dei musei nei territori e anche nell'idea, no, delle comunità. Infatti si è sempre pensato che i musei fossero questi luoghi magari anche in vecchi locali, luoghi di raccolta di reperti, raccolta di vecchi oggetti, ma in realtà il museo deve essere visto come quel luogo dove si affermano le identità culturali di un territorio. Il museo deve essere visto come luogo di scambio tra diverse culture, tra le generazioni, tra diversi modi di pensare. Ma il nuovo concetto di museo è anche una nuova forma di welfare culturale, perché frequentando i musei c'è uno scambio, ci sono scambi di idee, ci sono dialoghi e si intrecciano relazioni tra le persone e le culture. Infatti l'obiettivo della giornata internazionale, dell'80ª edizione, pensate, 80ª edizione di questa particolare giornata, vede proprio il museo come luogo di raccolta per un mondo diviso. E voi, che idea avete del vostro museo? Qual è il museo secondo voi ideale? Siete abituati a frequentare musei? Vi chiedo un vostro commento qui sotto.